inizio ed eccoci qua, pronti a partire. Prima puntata di questo Sardinia Virtual Tour. Allora, ho pensato che visto che siamo tutti a casa, o almeno in teoria dovremmo essere quasi tutti a casa, e abbiamo tanta voglia di uscire, di vedere questi splendidi siti archeologici, ho pensato anche un po' per variare di fare dei sondaggi, vedere quali sono i siti che siete più curiosi di visitare e di accompagnarvi virtualmente in questa visita. Chiaramente in mezz'ora non possiamo dire tutto quello che c'è da dire su Monte d'Accordi, quindi vi invito sicuramente ad andare di persona. Io normalmente quando faccio la visita guidata a Monte d'Accordi, lo sa chi è già venuto con me può confermare, ci stiamo minimo 2 ore e mezza, se non 3 ore, quindi capite che di cose da dire ce ne sono veramente tantissime, ma l'obiettivo è stare un po' insieme, farvi venire la curiosità sicuramente di visitarlo di persona. Allora, questo come forse già sapete è un sito molto particolare, è unico in Europa, nel Mediterraneo, si tratta di un sito antichissimo, risalente alla fase finale del Neolitico, anche se il sito era frequentato già da prima, ha una storia piuttosto lunga, di più di 1000 anni di vita del santuario vero e proprio e ora vedremo quali sono le particolarità principali. Vi ricordo anche, se avete domande, di farle nei commenti e vedo se vi posso rispondere al volo oppure come sempre dopo la diretta vi rispondo nei commenti. Bene, innanzitutto vediamo un po' dove siamo. Qua vedete la visione del sito del santuario, del tempio dall'alto, ma vi faccio vedere un secondino anche su Google Maps dove siamo, soprattutto per chi non è in Sardegna e non conosce bene la Sardegna, ci troviamo praticamente tra Sassari e Porto Torres, nel Nord Sardegna. E questo è il nostro sito. La cosa interessante è che il sito chiaramente, anche se oggi non si percepisce tanto, soprattutto i non addetti ai lavori magari lo percepiscono meno, in realtà ovviamente questo non era un santuario così isolato in mezzo al niente, in mezzo alla campagna come oggi, ma anticamente c'era un grande villaggio, un sito abbastanza esteso. Se vediamo un secondo con Wikimappia, vi volevo mostrare che nelle vicinanze del sito ci sono prima di tutto due menhir qua che sono molto importanti, poi vedremo perché. Qua vicino si trova anche la necropoli a Domus Deianas, qua giù si trova un altro menhir, eccolo qua, quindi vedete il sito chiaramente era tutta la zona, era abitata molto densamente nel Neolitico, essendo una pianura particolarmente adatta all'agricoltura, è stata abitata fin da epoche molto antiche, quindi sicuramente questo grande santuario, anche se si trovava appunto in un sito abitato, quindi tutto un villaggio che si estendeva in tutta questa zona, ma nell'area c'erano parecchi villaggi, quindi probabilmente questo sito era frequentato anche dagli abitanti degli altri villaggi. Torniamo qua e qua appunto lo possiamo vedere più da vicino. Innanzitutto come è fatto. Vedete che è una sorta di piramide, tronco piramidale con diversi livelli, anche se non dobbiamo rimanere diciamo traviati, diciamo così, da come si presenta il sito oggi, perché quello che vediamo oggi è in parte, solo in parte, attenzione, il frutto del restauro più recente. Quindi adesso vedremo un attimo come si è arrivati allo stato attuale, perché appunto il sito, come forse qualcuno di voi sa, è stato scoperto e scavato a partire dagli anni 50, quindi prima di allora, parliamo di 70 anni fa, non si sapeva assolutamente che cosa fosse.
e che cosa nascondesse questa collinetta. Ecco qua vediamo meglio come si presenta oggi il sito. Oltre alla piramide tronco piramidale è importantissima la presenza di questa grande rampa per salire alla sommità. Qua poi tutto intorno possiamo vedere da questa foto aerea molto bene come è stato scavato appunto tutto intorno al monumento e come si trovino i resti molto miseri, ahimè, di altre costruzioni che in origine erano case, edifici pertinenti al villaggio, ma probabilmente più che edifici abitativi erano, data la vicinanza, proprio al monumento, edifici connessi col culto e con le varie funzioni del santuario. Vediamo come si presentava la collinetta prima degli scavi. Non è una pizza, ma appunto è un po', insomma, non è molto definita l'immagine perché chiaramente è un'immagine vecchia, quindi purtroppo la foto è così. E qua vedete la collinetta prima di essere scavata. Quindi assolutamente non si capiva che cosa nascondeva, tanto è vero che si pensava che potesse nascondere un nuraghe magari neanche tanto ben conservato. Quindi fu soltanto dopo l'inizio degli scavi, dopo che fu scavato tutto intorno, che si vide che invece la forma era ben diversa. Infatti, scavando tutto intorno, si è tirato fuori tutto il perimetro, diciamo, e si è visto che si trattava di... Ok, vi metto meglio la slide. Scusate, ecco. Proprio di una planimetria sconosciuta. Infatti, oltre alla forma rettangolare della pianta, proprio la presenza di questa grande rampa ha fatto capire appunto agli studiosi, Ercole Conto è stato il primo archeologo che ha scavato questo sito, che appunto si trattava di una sorta di tempio a gradoni, di tempio a terrazza, anche viene detto, o altare a terrazza, cioè una costruzione che non nascondeva al suo interno delle camere, come invece si pensava e si è anche continuato a pensare per un bel po', ma che appunto aveva questa rampa per salire alla sommità. Infatti era proprio in cima che si trovava il tempietto. Tra l'altro la sommità del monumento è stata molto danneggiata non solo perché era la più esposta in tutto l'arco dei millenni dall'abbandono del sito fino a oggi, ma anche perché durante la seconda guerra mondiale installarono sopra una batteria antiaerea che quindi rovinò tantissimo gli strati appunto archeologici che ancora si potevano conservare della parte superiore. Vediamo se c'è qualche domanda. Ok, ok, ok. Bene, stasera siete in tanti e sono molto, molto contenta. Bene, allora, vediamo un po' anche se qualcuno da Instagram mi dà qualche feedback o c'è qualche domanda. Non vedo domande, ma va bene, vi saluto ugualmente. Allora, andiamo avanti. Quindi dopo questi primi scavi, questo era l'aspetto del monumento, quindi molto diverso da come lo vediamo oggi. Come potete vedere, tutta la parte perimetrale appunto era stata tirata fuori, per cui tutta la base che voi vedete dell'edificio in opera ciclopica con queste grandi pietre è tutta originale. Dopo i primi scavi, una seconda stagione di scavi si ebbe tra il 79 e l'89 in cui si fece anche il restauro della parte sommitale.
Questo perché? Perché durante questi scavi si fece una cosa nuova, cioè si scavò, visto che si era scavato tutto intorno, si pensò di scavare proprio all'interno del monumento, nel cuore del monumento. Questo scavo, anche se abbastanza pericoloso, fu molto importante perché mise in luce quella che era la fase più antica del tempio, il cosiddetto Tempio Rosso, di cui vi parlerò fra poco. Quindi una volta scavato all'interno, chiaramente non si poteva lasciare il monumento così, per cui si studiò questa soluzione, diciamo, di ripristino e integrazione, che tra l'altro fu anche molto criticata anche dallo stesso Ercole Contu, perché non siamo chiaramente sicuri di come fosse la parte sommitale e in particolare la realizzazione dell'ultimo tratto di scalinata, questa che vedete qui, chi ci è andato sicuramente se la ricorderà, chiaramente è stato fatto anche per agevolare la salita, ma probabilmente non si presentava così. Secondo Ercole Contu si trattava invece di un'unica rampa che però nella parte finale chiaramente doveva cambiare leggermente la pendenza per poter raggiungere il dislivello e quindi la sommità della collinetta artificiale, però perché chiaramente è tutta costruita, cioè dopo si è formata quell'accumulo, no, di materia portata dagli agenti atmosferici, eccetera, si è formata anche una collina sopra, ma chiaramente in origine il monumento era costruito completamente in modo artificiale in pianura. Ok? Qua nelle altre foto vi ho messo altri due elementi molto importanti del sito, che sono il grande menhir che è stato ritrovato riverso ma che è stato ritirato su, che è molto particolare perché oltre alla posizione, quindi fiancheggiava la rampa, quindi era in qualche modo un segnacolo, un qualcosa di significativo, proprio anche la posizione in cui stava chiaramente denotava anche la sua funzione rispetto al santuario, ma è particolare anche perché ha questa sezione appunto quadrangolare, al contrario della maggior parte dei menhir che invece sono grosso modo circolari, anche se non perfettamente circolari, perché hanno normalmente una faccia un po' più piana e invece il resto più circolare. E un altro elemento molto importante che si trova invece dall'altro lato della rampa è la cosiddetta tavola altare, che si pensa venisse usata per sacrifici o per libagioni, che è molto interessante non soltanto per le sue dimensioni, quindi e per la funzione relativa al culto che ovviamente rivestiva, ma anche per dove si trova. Infatti si trova proprio sopra il punto di un inghiottitoio naturale, cioè un punto dove naturalmente confluiscono le acque appunto di superficie. Per cui è molto probabile che questo punto preciso avesse un significato simbolico molto importante come punto di collegamento con il mondo, con il cuore della terra, con il mondo degli inferi, insomma, con la dimensione, diciamo, sotterranea. E un altro elemento che incuriosisce tutti è il cosiddetto onfalos, questa pietra molto particolare di forma ovoidale. In realtà è accompagnata adesso, poi non sappiamo le loro posizioni originarie perché non si trovavano lì dove si trovano oggi, è accompagnata da un'altra pietra un po' più piccola, diversa, un po' più sferica, che forse si pensa potesse avere comunque una funzione analoga. Viene chiamata onfalos a significare che sicuramente è una pietra con valore sacro. Mi dispiace che da questa foto non si riesca a cogliere
tutte le coppelline che disseminano la superficie, quindi una superficie lavorata in modo molto accurato e anche tutta la forma resa in modo molto accurato. Quindi l'onfalos è una pietra sacra che sta a significare il centro del mondo, il cosiddetto ombelico del mondo. Ombelico del mondo chiaramente in senso simbolico. In senso simbolico il santuario rappresenta il centro del mondo, ok? Ma potrebbe anche avere altri significati che possiamo dedurre dalla sua forma, ad esempio il significato dell'uovo cosmico, ovvero l'origine, anche qua l'origine del mondo, l'origine di tutte le cose, oppure secondo altri potrebbe essere un simbolo solare o lunare. Qualcuno dice lunare visto che ha le coppelline, anche se insomma tra le coppelline della pietra che sono molto regolari e distese su tutta la superficie senza soluzione di continuità e i crateri lunari c'è un po' di differenza. Per questo a me non convince tanto quest'ultima interpretazione, ma sono più propensa per le prime due, anche se ripeto non sappiamo quale fosse la posizione originaria. Ogni tanto guardo se ci sono domande, ma non ne vedo. Scusate, mi sto correndo per cercare di non sforare troppo la mezz'ora, perché come vi ho detto le cose da dire sono tantissime. Quindi vediamo cos'è questo Tempio Rosso. Come vi stavo dicendo poco fa, il professor Tinè scava all'interno del tempio a partire dalla sommità. Poco sotto la superficie trova i resti di quello che era un tempio più antico, praticamente della stessa forma di quello più recente, ma più piccolo, che è andato distrutto intorno al 3000 a.C. Subito dopo questa distruzione, cosa fanno? Ricostruiscono il tempio utilizzando come cuore il tempio più antico. Sappiamo che questo tempio più piccolo aveva appunto queste dimensioni perché in base proprio ai dati di scavo, ma la cosa più interessante che ha permesso di scoprire questo scavo è la presenza di un tempietto che si trovava alla sommità, quindi di una piccola cella templare molto semplice, come vedete non doveva differire molto anche dalle capanne abitative del villaggio, quindi con uno zoccolo in muratura e il resto probabilmente in materiale deperibile. Il tempietto era completamente intonacato di rosso, infatti fu trovato proprio il muro con il suo intonaco rosso e tracce di intonaco rosso furono trovate anche in tutti i resti della struttura. Per questo è stato chiamato proprio il Tempio Rosso. Il rosso chiaramente veniva fatto con l'ocra, questo ossido di ferro che era utilizzato in modo universale nella preistoria e che ha anche un forte significato simbolico proprio nel rappresentare allo stesso tempo sia la morte che la vita, proprio perché nella concezione degli antichi la morte e la vita erano due facce della stessa medaglia, erano complementari in uno stesso ciclo, quindi avevano entrambe la stessa importanza, c'era una sorta di ambivalenza. E quindi l'ocra veniva utilizzata sia in questo che era un tempio che chiaramente aveva più a che fare con la vita, ma anche veniva utilizzato all'interno delle tombe, le Domus Dei Yanasan, che venivano dipinte, intonacate, più che intonacate, scusate, dipinte di rosso, e addirittura anche i corpi dei defunti venivano dipinti appunto con l'ocra. Qua vediamo le dimensioni del primo tempio che, come potete vedere, era più piccolo rispetto a quello più recente, ma comunque sempre di notevoli dimensioni. Vi ricordo che siamo nel Neolitico.
e che quindi questo, diciamo, assieme ai templi di Malta, che sono praticamente contemporanei, anche se di tipologia diversa, sono i primi templi costruiti in pietra di tutta l'Europa, di tutto il Mediterraneo occidentale. Andiamo avanti, quindi dopo la distruzione del primo tempio viene costruito il secondo tempio che, scusate, c'è il computer un po' in basso, ogni tanto mi viene un crampo al collo, l'altra volta l'avevo sollevato con un libro, oggi mi sono dimenticata. Vi dicevo, quindi questo è appunto il secondo tempio in una ricostruzione di corni. Chiaramente, come vi dicevo, non siamo sicuri della forma che potesse avere l'ultima parte. Si presuppone che così come nel tempio più antico c'era una celletta in cima, ci fosse senz'altro anche in quello più recente, sebbene in quello più recente, per i motivi che vi ho detto all'inizio, non è stata trovata alcuna traccia. Bene, vedete che le dimensioni sono molto più grandi, quindi 37 metri per 30 e con una rampa che è quella che possiamo vedere anche attualmente, che è originale, appunto lunga ben 41,5 metri e larga fino a un massimo di 13 metri, quindi insomma una monumentalità notevole. Scusate la deformazione professionale, lo so che probabilmente non ci vedrete quasi niente di questa tavola cronologica. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, ovviamente cliccate sul video in modo da vederlo grande, altrimenti chiaramente le slide non le riuscite a vedere tanto bene. Quindi qua giusto per farvi capire meglio di che epoche stiamo parlando, per cui si parte dalla metà del quinto millennio, con la cultura di San Ciriaco e probabilmente un villaggio che precedeva il tempio più antico, questo perché appunto i materiali archeologici rivelano anche la presenza di queste fasi di frequentazione più antica e la costruzione del primo tempio. Questo punto, cioè intorno al 3005 potremmo dire, corrisponde il primo tempio. E così appunto queste sono le fasi del tempio, arriviamo fino praticamente alla fine del terzo millennio. Intorno al 1800 a.C. il tempio era già praticamente abbandonato. Poi sulla cronologia, più nello specifico, diciamo che i tempi soprattutto delle fasi più antiche sono stati un po' rivisti sulla base di alcuni dati calibrati, confrontati con ricerche recenti, quindi rispetto alla versione che potevamo leggere un po' di anni fa, negli ultimi anni, è stata proposta una retrodatazione di alcuni secoli. Non dovete stupirvi perché nelle fasi molto antiche può succedere appunto che che ci siano delle fasi cronologiche che sono un po', possiamo dire, che si possono leggermente retrodatare di qualche secolo oppure postdatare in base appunto all'evoluzione delle ricerche. Andiamo avanti e vediamo quali erano gli aspetti più importanti del culto che possiamo dire in base ai materiali ritrovati. Innanzitutto testimonianze chiare del culto della Dea Madre, di quello che chiamiamo il culto della Dea Madre. Ora non mi posso dilungare troppo su questo argomento che richiederebbe chiaramente una puntata a sé, magari la faremo più avanti. Non so quanto durerà la quarantena, però se dura molto magari la facciamo. Possiamo dire che era il tipo di religiosità, spiritualità, chiamiamola
come preferiamo, che era diffusa in quel periodo e che quindi dava una particolare enfasi alla figura femminile come incarnazione del principio generatore, creatore, quindi come origine della vita. Per questo motivo la figura femminile la troviamo a sovraintendere sia la vita che anche la morte, anche per il motivo per cui stavamo dicendo prima. Quindi a Monte d'Accodi sono state ritrovate tantissime statuette della dea, soprattutto di questo tipo cosiddetto cicladico, che appunto è diffuso nel Neolitico recente. Questo è un esemplare proveniente dalla vicina necropoli, quella che vi ho fatto vedere prima, invece tanti frammenti provenienti dal Tempio, ma non solo statuine di piccole dimensioni, ma anche stele scolpite. Questa è una stele che non so quanto si possa capire dalla foto, che rappresenta una figura femminile filiforme, stilizzata. Sul fatto, lo so che qualcuno di voi sarà scettico vedendo questa foto, però diciamo che sussistono pochi dubbi sul fatto che sia una figura femminile, proprio per la presenza dei seni e anche della posizione, appunto con le gambe divaricate, che sembra richiamare l'iconografia della dea partoriente. Ok, quindi ancora una volta si richiama la generazione della vita. Un altro frammento importante di stele è questo che vediamo qua, appunto con questo motivo a spirale che potete vedere, che anche ci richiama sempre al complesso simbolico relativo ai culti della dea o comunque relativo a quel periodo. Le due spirali messe così potrebbero essere interpretate come una stilizzazione anche di un viso, secondo alcuni, anche perché, vabbè, qua come ho tagliato la foto per metterla nel tondino non si vede, ma sembra avere proprio la forma di una testa, questa parte di stele. Quindi tutto questo ci porta a dire che venivano celebrati dei culti che avevano a che fare con la vita, con quella che chiamiamo fertilità in senso lato, ma che poi sarebbe bene approfondire per non rimanere troppo alla superficie, ma adesso non abbiamo il tempo. A me piace di più parlare di culti che celebravano la vita, la nascita, la rinascita, la ciclicità di tutte le cose naturali, quindi sia della vegetazione, ricordiamoci che stiamo parlando di società agricole nel Neolitico, sia della generazione degli animali, ma anche della fertilità umana, ok? Quindi in un tutto, in una concezione appunto della vita e della ciclicità della vita che abbracciava veramente tutto quanto. Per finire, vi ho messo questa figura ugualmente di un reperto molto molto interessante, molto importante che è stato ritrovato, ovvero questi frammenti provenienti da una scodella. Qua vedete il profilo della scodella e qua i frammenti come si combinano tra di loro, ma quello che ci interessa è la raffigurazione di tre figure che si tengono per mano e sembrano formare, vabbè, vedendone solo tre così sembrano in fila, ma il fatto che si tengano per mano messe così ha richiamato nella mente di molti proprio una scena di danza che può essere anche accostata al ballo sardo che ancora oggi è giunto fino a noi e che è un tipo di danza che appunto si svolge durante le feste religiose che probabilmente ha origini veramente antiche. Ora non sappiamo se origini così antiche, ma probabilmente, ecco, è bello pensare che questa raffiguri proprio una scena di danza sacra e quindi dobbiamo immaginarci anche queste cerimonie, questi rituali,
questi culti che si svolgevano nel tempio come un qualcosa di particolarmente gioioso, che si svolgeva anche con la musica, poi sì, sicuramente venivano fatti anche dei sacrifici, si facevano dei banchetti rituali. In particolare sono state ritrovate tantissime conchiglie che anch'esse hanno un significato simbolico legato alla femminilità, alla fertilità, ed è un cibo che veniva utilizzato ampiamente nei pasti rituali e come offerta rituale. Quindi ecco, è tutto diciamo collegato. Bene, ragazzi, io mi fermo qua. Vedo un attimo se ci sono delle domande, così vediamo se vi posso rispondere velocemente. Allora. Sì, Lorena Tuveri mi chiede, è vero che fu trovato il cranio di un bimbo durante le campagne di scavo, si sa dove fu conservato e se fu studiato? Allora, sì, è vero. Scusate, non ve l'ho detto, normalmente quando faccio la visita guidata ovviamente ne parlo sempre. Questo cranio fu ritrovato praticamente in cima, al monumento. Appartiene a una fase molto tarda, quindi datato intorno al 1800 a.C. ed è una sepoltura secondaria. Cosa vuol dire? Il corpo non era tutto intero, ma fu ritrovato soltanto il cranio, cioè è stato seppellito soltanto il cranio. Tra l'altro era un cranio brachicefalo, quindi un po' schiacciato, quindi di una tipologia particolare. Proprio dal corredo di accompagnamento di questo cranio e dal fatto che non era normale appunto seppellire un cranio in cima a un santuario, questo ha fatto presupporre che quando è stato seppellito questo cranio, il santuario fosse già in disuso da qualche tempo, ok? Quindi già in una fase di abbandono. Per questo motivo, anche oltre ad altri motivi, sempre relativi ai materiali ritrovati, si data proprio la fine della vita del santuario intorno al 2000 a.C. Non possiamo escludere chiaramente che se fu scelto questo luogo per questo rituale così particolare di una sepoltura secondaria di un cranio di un bambino, tra l'altro non normale, non possiamo escludere che fosse per qualche motivo rituale particolare e anche perché forse c'era comunque ancora, dopo qualche tempo, forse qualche secolo, la memoria che quello comunque era un luogo sacro particolare, ok? Quindi queste sono tutte cose che possiamo ipotizzare. Quello che è sicuro è che durante le fasi di vita, diciamo, normali del santuario non veniva usato come sepoltura, per cui quest'uso ci fa capire che probabilmente era in abbandono già da qualche tempo. Vediamo se c'è qualche altra domanda veloce. Ok. Ci sono documentazioni fotografiche del Tempio Rosso fatte durante gli scavi? Sì, ce ne sono, non sono così facilmente ritrovabili su internet, però chiaramente nelle pubblicazioni ci sono anche le immagini fotografiche, ma quello che si vede è semplicemente un muretto appunto con questa pittura rosa, quindi tutti quanti sono incuriositi dal Tempio Rosso, lo vorrebbero vedere e ovviamente oggi non si può più vedere, quindi in tanti fanno questa domanda. E non aspettatevi chissà che cosa, ma è importante, cioè rispetto a quello che è stato trovato, ovviamente, che appunto lo zoccolo di base, alto una quarantina di centimetri,
quello che è importante è appunto capire come era fatto. Allora, Rita, dei rituali ne ho parlato un po' velocemente e spero mi perdonerai. Vediamo se ci sono altre domande. Mi sembra di no. Allora, Marco mi chiede se sono stati fatti degli scavi sotto la lastra altare. Allora, sì, perché ovviamente tutta quella zona era completamente coperta di terra. Tra l'altro oggi per sostenerla, cioè oggi, non penso negli anni 80, quando facevano queste cose bruttissime, è stato fatto una sorta di murettino di mattoni per sostenere meglio la pietra, quindi chiaramente tutta la terra che si trovava lì è stata rimossa. Poi sui dettagli di cosa è stato trovato, però diciamo che non te lo so dire, nel senso che sono state ritrovate sicuramente ossa animali, conchiglie, tutte queste cose qua in tutta quella zona, però ecco, bisognerebbe andare proprio a cercare i diari di scavo di conto, ma è un pochino difficile, ecco, forse con una bella ricerca d'archivio, ma di quelle serie, per dirti esattamente cosa è stato trovato lì sotto. Ok, bene ragazzi, allora, se non ci sono altre domande, controllo se è rimasto qualcuno su Instagram, anche se vi ho un po' trascurato, mi spiace, però ci ho provato, non vedo nessuna domanda da chi è collegato su Instagram, quindi io vi do appuntamento a giovedì, sempre alle 9:30, 21:30 e vi ricordo che il prossimo sito lo decidete voi, quindi io ho già fatto l'elenco, qua ci manca una N, vabbè, eh, lo decidete voi il prossimo sito, quindi votate nei commenti. Io ho già fatto l'elenco, chiaramente i siti che hanno più voti verranno scelti via che andiamo avanti. Vi dico già che in questo momento sono in vantaggio Nuraghe Lose e Santa Cristina, quindi poi metterò l'elenco e chi vuole votare voterà su quelli che sono stati già detti in modo che non facciamo un elenco di 200 siti e ognuno dice un sito, ok? Bene ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona notte e arrivederci. Ciao, ciao.